La chiusura del Silos di Trieste non sarà un blitz e avverrà in più fasi, lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante il vertice trilaterale di Gorizia. Ci auguriamo il ripristino di Schengen entro la manifestazione Go 2025, così il presidente della regione Fedriga e il sindaco di Gorizia Ziberna, margine del trilaterale di Gorizia. Dopo il voto europeo, la netta vittoria di Fratelli d'Italia cambieranno gli equilibri nella maggioranza che regge la regione, lo abbiamo chiesto ai consiglieri regionali. Ancora mucillagini nel Golfo di Trieste, a rilevarlo è l'ARPA del Friuli Venezia Giulia che sta monitorando il fenomeno dovuto molto probabilmente alle abbondanti piogge. Anche grazie all'aiuto di un gruppo di studenti di Oderzo proseguono le fasi del progetto di riqualificazione dell'area del Colle di San Giusto. Parte la seconda fase dell'iniziativa di Confcommercio per i locali storici triestini, incentrata non solo sulla loro valorizzazione ma anche sulla loro salvaguardia. Ospiterà parcheggi e box auto con l'iniziativa di un privato, l'area da tempo in stato di abbandono in via dell'Agro, lo ha stabilito ieri la quinta circoscrizione. Buonasera dal telegiornale di Tele4. La chiusura del Silos di Trieste non sarà un blitz e avverrà in più fasi. Lo ha dichiarato quest'oggi il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante il doppio appuntamento in prefettura a Gorizia per il Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica e il vertice trilaterale fra i ministri dell'Interno di Italia, Slovenia e Croazia. Poi l'illustrazione di tutti i dati sugli ingressi dei migranti in Friuli Venezia Giulia attraverso la rotta balcanica. Sentiamo il servizio di Gianluca Paladini. Tutta è un'operazione che non avverrà in maniera, capisco la curiosità, ma non è che sarà un blitz, no? Quindi di liberazione del sito, verrà nei termini in cui gliel'ho detto, insomma sarà un'operazione concordata che probabilmente avrà anche una fase di realizzazione prolungata, nel senso che non è che si realizzerà con un'operazione istantanea, ripeto, si proporranno a delle persone anche sistemazioni alternative, questo richiederà anche probabilmente un po' di tempo. Se fra adesso e venerdì ogni momento è buono per l'operazione di chiusura del Silos, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha avvertito non sarà un blitz, anzi probabilmente lo sgombero non avverrà in un'unica giornata. Ecco cosa è emerso per quanto concerne la situazione di Trieste dopo il doppio appuntamento in prefettura a Gorizia che ha visto la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica alla presenza del governatore Fedriga, del prefetto Ricciardi, del sindaco Rodolfo Ziberna e del ministro Piantedosi e il vertice trilaterale fra i ministri dell'Interno di Italia, Slovenia e Croazia. C'è un piano di sistemazione in altri centri di accoglienza, non solo della regione, credo no, che stiamo lavorando anche ad una disponibilità, come è sempre avvenuto nell'alleggerimento della pressione migratoria anche in alcuni momenti molto importanti che c'erano stati nei mesi scorsi, nel trasferimento anche in altre regioni delle persone che in generale presenziavano a Trieste, in Friuli Venezia Giulia, e lo faremo anche per le persone che sono nel sito. Stiamo immaginando la realizzazione di strutture compensative, diciamo, sul lungo periodo, ne abbiamo discusso anche col Presidente della Regione. In medio tempo c'è le persone che verranno trovate lì, gli sarà offerta una soluzione. Poi focus su gestione rotta balcanica e rinforzi di polizia. Dalla sospensione di Schengen, ottobre 2023, sono stati respinti 1800 migranti irregolari che tentavano di entrare nel paese tramite i confini giuliani. 190 persone sono state arrestate, di cui oltre 90 per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I dati raccontano che dal rafforzamento dei controlli ai confini è diminuito sostanzialmente il flusso di persone in ingresso in Italia. Infine, in vista dell'estate, è stato confermato l'arrivo di 100 agenti delle forze dell'ordine per presidiare sia le zone confinarie che le aree turistiche del Friuli Venezia Giulia. Non solo nuovi agenti delle forze dell'ordine da Roma, anche la Regione intende mettere in campo operatori della protezione civile per rafforzare i controlli ai confini, ma, affermano in coro tutti i protagonisti del vertice di Gorizia, ci auguriamo il ripristino di Schengen entro la manifestazione Go 2025. Abbiamo messo a disposizione anche ovviamente le capacità regionali rispetto alle proprie competenze, quindi che riguarda anche la protezione civile, per esempio gli strumenti in dotazione alla protezione civile per, ovviamente in accordo tra Italia, Slovenia e Croazia, per incrementare
ancora di più le possibilità che abbiamo per quanto riguarda il controllo dei confini. Non solo rinforzi delle forze dell'ordine da Roma assicurati dal ministro dell'Interno Piantedosi nell'appuntamento di oggi in prefettura Gorizia, anche la regione intende mettere in campo il proprio personale per un maggiore presidio dei confini. L'attenzione rimane massima con uno sguardo all'imminente estate che tendenzialmente vede un aumento dei flussi dalla rotta balcanica. Noi continuiamo con l'attenzione che ha caratterizzato questi mesi, però come dicevo anche ieri, oggi ovviamente ci sono delle imprevedibilità che non sono totalmente ovviamente certificabili antecedentemente, però dai mesi trascorsi, come dicevo, abbiamo avuto una drastica diminuzione di ingressi irregolari, quindi quello che possiamo certificare è questo, quello che avverrà ovviamente non abbiamo certezza, però la certezza è che continueranno i controlli. Infine la speranza, condivisa da tutti, che il confine orientale sia di nuovo libero in vista della manifestazione Go 2025 a Gorizia. Tutti ce l'auguriamo, bisogna capire come si svilupperà la situazione, il contesto che è un contesto di carattere internazionale. È difficile, come dicevo, fare le previsioni per i prossimi mesi, figuriamoci per il prossimo anno, avere certezza è molto complicato, quindi siccome anche nel rapporto con la pubblica opinione bisogna utilizzare quella serietà che purtroppo è determinata anche dall'incertezza. Ho rappresentato aspettative del territorio al Ministro, che ha accolto innanzitutto l'auspicio condiviso da tutti che nel 2025, Capitale Europea della Cultura, Nova Gorizia non ci sia più la necessità di sospendere il Trattato di Schengen. Sappiamo però che la sospensione da ottobre ad oggi ha prodotto importantissimi risultati, mi riferisco ai 250.000 veicoli controllati, 150.000 persone, quasi 40 persone 39 persone che sono state arrestate, oltre 1.000 i respingimenti che non avrebbero potuto avere luogo se non ci fosse stata la sospensione di Schengen, ma tanti altri dati che rappresentano appunto l'importanza di questo strumento che, ripeto, speriamo non si debba più applicare. Tornando al Silos, andiamo ad ascoltare la versione del capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Alberto Polacco, che plaude all'operazione di sgombero e pulizia degli spazi interni proprio del Silos. Il centrodestra comunale è compatto e tira dritto, spedito riguardo l'operazione dello sgombero del Silos, l'allestimento provvisorio del campo scout e di campo sacro come luogo d'accoglienza per i richiedenti asilo e la necessità di aumentare i trasferimenti in altre città di tutte quelle persone che non trovano un posto in accoglienza a Trieste. Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Alberto Polacco plaude al raggiungimento dell'obiettivo di liberare e bonificare l'imponente struttura che fiancheggia la stazione centrale. Finalmente ci siamo col Silos e chiudiamo quella di una situazione che non era accettabile per la città. Le persone che oggi occupano il Silos saranno ricollocate in altre regioni d'Italia in un piano nazionale di ricollocamento. Ma i problemi non mancheranno, almeno sulla carta, poiché i flussi dalla rotta balcanica storicamente non si arrestano di colpo, anzi d'estate aumentano in virtù del clima favorevole. Quindi, di concerto con l'esigenza di trovare una collocazione a chi arriverà in città, si pone un problema già visto in passato, ovvero quello di tenere blindati luoghi come il Silos e i magazzini del Porto Vecchio, che, considerate le loro dimensioni, lo stato d'abbandono e la loro natura di luoghi poco in vista, sono stati ciclicamente riaperti e riutilizzati come dormitori. Il discorso relativo invece all'accoglienza di chi arriverà prossimamente nei prossimi mesi a Trieste, è previsto quel centro ad alta rotazione che abbiamo individuato a Prosecco nell'ex campo scout e soprattutto un piano comunque nazionale che consentirà di ammortizzare quelle che sono le presenze a Trieste. Ribadiamo, situazioni così di degrado non le vogliamo più vedere. Ennesima chiusura per il bar Queen di via Sette Fontane. La decisione del questore è motivata dalla sfilza di segnalazioni che gravano sui frequentatori di questo locale. Il Questore ha disposto, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la chiusura per motivi di ordine e sicurezza pubblica per 30 giorni del bar Queen, sito in via Sette Fontane, con conseguente sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Dalle verifiche effettuate da personale della Polizia di Stato è emerso che il locale è da tempo divenuto punto di incontro, specialmente nella fascia serale e notturna, di persone con a carico numerose segnalazioni di polizia che fanno uso smodato di bevande alcoliche, diventando fonte di disturbo alla quiete pubblica. Il locale è stato anche oggetto di numerosi interventi da parte delle forze dell'ordine a causa delle frequenti liti fra avventori. L'attività di controllo effettuata negli ultimi mesi da parte della Polizia di Stato ha consentito di accertare come gli avventori del pubblico esercizio siano soggetti su cui gravano segnalazioni di polizia e precedenti penali per varie tipologie di reati, in particolare contro i patrimoni
patrimonio e concernenti l'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Il questore, valutata la necessità di attuare urgenti e adeguati correttivi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dopo un'attenta stima degli elementi obiettivi riscontrati e al fine di contrastare e reprimere fenomeni che destino allarme sociale, ha decretato il provvedimento amministrativo. Dopo il voto europeo alle elezioni europee, con la netta vittoria di Fratelli d'Italia, cambieranno gli equilibri nella maggioranza che regge la regione? Lo abbiamo chiesto ad alcuni esponenti di maggioranza e opposizione che vedrete intervistati nel servizio di Laura Buccarella. Come cambiano gli equilibri politici in regione dopo il voto europeo, che ha visto la netta affermazione di Fratelli d'Italia sugli altri partiti che compongono la maggioranza di governo? Il capogruppo in regione del partito di Giorgia Meloni non ne fa una questione di poltrone, anzi. Non cambieranno perché, come abbiamo detto in altri momenti, non useremo mai il nostro consenso come una clava nei confronti degli alleati del centrodestra. Il primo motivo è perché noi non facciamo favori al centro-sinistra che vuole un centrodestra più occupato a litigare che a governare. In secondo luogo perché manteniamo la parola. Ci siamo presentati come centrodestra unito al sostegno del Presidente Fedriga con un programma definito. Noi non chiediamo né posti né strapuntini né poltroncine né penne né regalini. Naturalmente però gli elettori hanno dato una chiara indicazione di apprezzare non solo il modo di far politica ma anche le linee di Fratelli d'Italia. Su questo chiediamo attenzione. Conferma questa linea il leghista Antonio Calligaris. Il voto dell'Europea ha confermato la maggioranza regionale e ha confermato anche il lavoro. Non credo cambierà molto all'interno delle forze di maggioranza. Insomma, stiamo lavorando fra l'altro per l'assestamento, credo che porteremo avanti anche delle idee comuni, credo quindi che non ci saranno problemi. Dall'opposizione il capogruppo del Partito Democratico Diego Moretti invece disegna uno scenario completamente diverso. Se ci saranno cambiamenti in maggioranza lo vedremo. Quello che credo avverrà è sicuramente un maggior protagonismo anche in occasione di quelle che saranno le prossime nomine che la Giunta dovrà fare nelle partecipate regionali. Credo che su questo Fratelli d'Italia farà valere anche il mutato equilibrio nel frattempo ottenuto a seguito delle elezioni. Per quello che riguarda la nostra opposizione noi non molleremo dall'atteggiamento che abbiamo fin qui tenuto. Restiamo in Consiglio regionale perché è stato approvato questa mattina proprio dall'Aula il rendiconto del 2023. La spesa complessiva ammonta a circa 24 milioni di euro. I dettagli nel servizio. Via libera a maggioranza da parte del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia al rendiconto 2023. La spesa è stata di circa 24 milioni di euro, il 65,95% è andato al pagamento di indennità e vitalizi, il 34,41% all'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento del Consiglio regionale e dei suoi gruppi, per il pagamento di compensi e rimborsi spettanti agli organi collegiali e altre spese correnti. Simone Polesello, per Fedriga Presidente, ha presentato i numeri, tra i quali si registra un aumento della spesa per assegni di circa il 6%, calcolato in base alle variazioni dei prezzi al consumo. Sono invece 368.000 euro le risorse destinate al personale assegnato ai gruppi consigliari, 990.000 euro quelle per il mantenimento e funzionamento delle varie sedi e 133.000 euro quelle per l'acquisto di materiale bibliografico per la biblioteca consigliare, per gli abbonamenti a banche dati e per il servizio catalogazione di beni fotografici dell'archivio. Ok dell'Aula a maggioranza anche alla variazione di bilancio di previsione per gli anni 2024-2026 sull'utilizzo del risultato di amministrazione 2023 di circa 7 milioni di euro. Andiamo adesso a leggere una notizia dal sito di Trieste Prima. E dopo passeremo al servizio invece relativo alle immagini che avete visto poco fa sulle mucillaggini. Scooter contro auto in via dell'Istria, 73enne a Cattinara. Non chiara la dinamica dell'incidente, l'uomo a bordo dello scooter ha riportato diversi traumi ed è stato portato in ospedale dove è in rianimazione e osservazione ma non è in pericolo di vita. Lo scontro è avvenuto attorno alle 15 di oggi pomeriggio, come detto, in via dell'Istria.
Le mucillaggini hanno fatto nuovamente la loro comparsa nel Golfo di Trieste. A rivelarlo è l'ARPA del Friuli Venezia Giulia, che sta monitorando il fenomeno dovuto, con tutta probabilità, alle abbondanti piogge di quest'ultimo periodo. Sentiamo. La massa giallognola e maleodorante che molti hanno notato in questi giorni in mare, con segnalazioni da Grignano a Muggia passando per le rive triestine, è in effetti mucillagine. Lo ha certificato l'ARPA del Friuli Venezia Giulia, che ieri ha rilevato al largo di Miramare, durante le consuete attività di monitoraggio, la presenza di mucillagine superficiale. L'osservazione al microscopio ottico di alcuni campioni d'acqua marina e muco ha permesso di rilevare la presenza notevole del dinoflagellato Goniaulaux fragilis. Si tratta di una microalga nota per la sua capacità di produrre muco, normale componente del popolamento locale. L'ARPA tiene a precisare che non è un organismo produttore di tossine e pertanto è del tutto innocuo per la salute umana e per gli altri organismi marini. L'ARPA ogni giorno fa questo monitoraggio, quindi assicuriamo tutti, l'unico ente deputato ARPA certifica che non ci sono problemi. Certo, immergersi con mucillaggine non è il massimo, però è un fenomeno naturale che è dovuto appunto al clima e al fatto delle importanti piogge hanno fatto sì che i fiumi portassero a mare nutrienti e hanno scatenato un effetto a catena, prima in Croazia e Slovenia e poi da noi sulle coste della nostra regione. Problemi zero, se non che, ripeto, fare un'immersione nelle mucillaggini non è il massimo, però non è che interessa tutta la costa in maniera estesa come succedeva spesso qualche anno fa, qualche decennio fa. È circoscritto in alcune zone, bellissimo da vedere, ma è un fenomeno naturale, lo ripeto. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori controlli per seguire l'andamento del fenomeno. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ci rivedremo però tra poco con altri servizi. Riprendiamo il nostro telegiornale. Confcommercio rilancia l'iniziativa a favore dei locali storici. Oggi è stato tratto il bilancio della prima parte del progetto e ne sono state gettate anche le basi per il secondo tempo. Il servizio a cura di Umberto Bosazzi. Il progetto Locali Storici di Confcommercio, supportato dalla Regione, dal Comune e dalla Fondazione CR Trieste, ha preso il via nel 2022 ed ha visto in primis il censimento delle aziende interessate e una ricostruzione dei loro trascorsi, grazie alla collaborazione dei titolari, nonché la realizzazione di una mappa che accompagna ospiti e triestini nel percorso di scoperta dei 44 siti di interesse. Noi abbiamo stampato a suo tempo 5.000 piantine con indicazioni dei locali, negozi, farmacie storiche, con tutta la piantina delle vie per andare. È stata andata a ruba, infatti quest'anno ne stamperemo più del doppio. Il turista che arriva in questa città, che la vede già una città particolare, mitteleuropea, con questi palazzi, ha voglia di andare a mangiare, a bere o a vedere questi negozi. Questo pomeriggio, nel corso di un incontro, è stato fatto il punto su quanto realizzato. Ora il progetto è pronto per una seconda fase. Si sta ad esempio valutando la creazione di un nuovo logo, l'aggiornamento e la ristampa bilingue della mappa in inglese e tedesco e la definizione di un QR code da distribuire a tutte le aziende aderenti all'iniziativa, grazie al quale si potrà accedere ad ulteriori materiali. Nelle intenzioni di Confcommercio e del Comune non è secondaria l'idea di salvaguardare quel commercio di prossimità, spesso vittima di un progresso che tale forse non è neppure sulla carta. Forse più degli altri locali storici subiscono un po' quello che è il cambiamento dell'utenza, anche in considerazione dei prodotti o comunque delle loro caratteristiche, ma ovviamente questo è anche un punto di forza. Io credo che i locali storici costituiscano un punto di riferimento molto spesso per tutta la comunità locale e tra l'altro con tutta una serie di progetti da realizzarsi in collaborazione tra Comune e Confcommercio, possiamo fare in modo che questa rete di locali storici sia un beneficio anche per tutti gli altri esercizi commerciali e esercizi pubblici. Rilievi in corso sul Colle di San Giusto per compiere un ulteriore e importante passo verso il progetto esecutivo che cambierà il volto pedonale e anche viabilistico del sito. Questa mattina a svolgere le analisi erano presenti gli studenti dell'Istituto Sansovino di Oderzo, oltre ovviamente all'assessore alle politiche del territorio del Comune di Trieste, Michele Babuder, e i tecnici comunali.
Dopo i primi interventi sulle alberature del piazzale del Colle di San Giusto, seguiti a quelli del Parco della Rimembranza, oggi ha preso il via la fase di rilievo che porterà poi alla realizzazione di un progetto esecutivo con alcune modifiche sul profilo della mobilità e degli aspetti architettonici e culturali del sito. A occuparsi di queste attività oggi rappresenta un gruppo di studenti dell'Istituto Sansovino di Oderzo, accompagnati dai docenti e sotto il coordinamento dei tecnici del Comune di Trieste e della Soprintendenza. Continuano adesso, grazie all'impegno del Servizio Strade, le opere progettuali volte alla redazione di un progetto esecutivo che cambierà e valorizzerà anche quelli che sono gli aspetti della mobilità, oltre che gli aspetti e gli elementi architettonici e culturali del sito. Oggi abbiamo avuto anche il piacere e il supporto fondamentale di un istituto tecnico con la collaborazione dei ragazzi, l'Istituto Tecnico Sansovino di Oderzo. I ragazzi erano impegnati in rilievi geometrici di precisione dell'area interessata con la strumentazione laser scanner Leica RTK 360. Stanno rilevando l'intero complesso che sarà poi possibile rivisitare attraverso la realtà aumentata e interfacciarsi direttamente con il modello, perché il rilievo è un rilievo geometrico di alta precisione in cui ogni punto è ben definito nello spazio e quindi in tempo reale noi possiamo vedere sia il contesto sia interrogare il contesto chiedendo delle misure, facendo in tempo reale delle sezioni in qualsiasi direzione e quindi ci consente di avere una nuvola di punti e quindi un modello geometrico di precisione che può essere utilizzato per molteplici fini che vanno solo da quello turistico fino a quello professionale e altamente professionale. Ospiterà parcheggi e box auto con l'iniziativa di un privato l'area da tempo in stato di abbandono in via dell'Agro, lo ha stabilito ieri la 5ª circoscrizione. Sentiamo. Nuovo passo in avanti verso la soluzione del degrado di Via dell'Agro, la piccola strada vicino a Viale D'Annunzio, dove la dismissione di un'officina negli anni aveva lasciato una serie di ruderi in stato di completo abbandono, preda di sporcizie e ratti. Il Comune a inizio anno ha venduto una particella catastale a un privato che, rilevando anche quelle adiacenti, si sta occupando della riqualificazione dell'area. Ieri sera la 5ª circoscrizione ha votato all'unanimità la futura destinazione dell'area, che sarà quella di ospitare box e parcheggi, come ci ha raccontato il consigliere di Idea Giuliana Giorgio Cecco. Sì, finalmente il famoso Ruder, ormai da decenni in condizioni, un'area veramente degradata, è passato proprio ieri sera in circoscrizione il progetto di sistemazione dell'area per fare comunque parcheggi e box, sicuramente interessante, è passato ovviamente all'unanimità perché comunque si riqualifica un'area, poi c'è un problema di parcheggi non indifferente in zona, per cui benissimo così, finalmente riusciamo a risolvere questo problema. È un intervento privato ma comunque a questo punto ci sta. In occasione dell'iniziativa Aperti per voi sotto le stelle, i volontari del Touring Club Italiano di Trieste accompagneranno venerdì 21 giugno i visitatori in una visita alla sede storica della Cassa di Spedizioni Francesco Parisi. A Casa di Spedizioni Francesco Parisi, sede realizzata nel 1885 che conserva ancora la distribuzione planimetrica e gli arredi originali. L'accesso è esclusivamente su prenotazione, con una donazione a favore del touring dal sito www.touringclub.it, eventi sotto le stelle Trieste, sede storica Francesco Parisi. Contestualmente il Touring Club ha annunciato la nomina di Laura Carlini Fanfogna a console del Touring Club Italiano per Trieste. Presentato oggi il Festival Aveninchi, teatro nei dialetti del Triveneto e dell'Istria, che quest'anno, oltre al tradizionale sito di Borgo San Mauro a Sistiana, presenterà alcuni spettacoli anche al Museo Sartorio nell'ambito di Trieste Estate. Sentiamo. L'estate teatrale dell'Armonia si preannuncia ricca di appuntamenti con un raddoppio del Festival Internazionale Aveninchi, teatro nei dialetti del Triveneto e dell'Istria, con il sostegno dei comuni di Trieste e Duino Aurisina. Le compagnie dell'Armonia non stanno mai ferme e soprattutto d'estate propongono una serie di spettacoli e non solo al loro pubblico di riferimento che li accompagna durante la stagione, ma anche in posti diversi del territorio. Questo credo sia
molto bello, molto interessante, perché contribuisce ad arricchire il panorama culturale e teatrale della nostra città anche durante il periodo estivo. La manifestazione avrà luogo a ingresso gratuito i giorni 22 e 23 giugno e 19 e 20 luglio, con inizio alle 21 a Borgo San Mauro di Sistiana, nell'area sportiva fronte la chiesa, nell'ambito di Come Sere d'Estate del comune di Duino Orisina, che ospita l'iniziativa ormai da 19 anni. E poi ancora dal 1 al 4 agosto nell'ambito di Trieste Estate nel giardino del Museo Sartorio. Allora, quest'anno ci sono 8 appuntamenti, 4 a Duino Orisina, come solitamente facciamo d'estate, ma la novità di quest'anno è che facciamo 4 appuntamenti al Museo Sartorio dentro il Trieste Estate. Questa è veramente una bella situazione, una novità. Una delle novità che ci stanno portando la 40esima stagione dell'Armonia, dunque le novità stanno iniziando. L'evento estivo nasce a seguito dell'ottimo successo di pubblico e critica che il festival ha registrato in 29 anni d'attività dell'edizione invernale, che ha dato l'occasione all'Armonia di presentare al pubblico triestino i migliori spettacoli prodotti dalle compagnie teatrali amatoriali del Triveneto e dell'Istria. Ospiti domani mattina della trasmissione Sveglia Trieste saranno Leo Brattoli di Adesso Trieste ed Everest Bertoli, assessore comunale al bilancio, che saranno con noi dunque domani nel corso di Sveglia Trieste. Tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Per chi ci segue in diretta, tra poco saremo in compagnia in videocollegamento del presidente della ICS Gianfranco Schiavone. Ci vediamo tra poco. Con Gianfranco Schiavone, presidente di ICS. Buonasera, ben trovato, videocollegamento. Tutti. Dunque, oggi c'è stato questo vertice con anche i ministri d'Italia, non solo d'Italia ma anche di Slovenia e Croazia, a riguardo di Schengen, un tavolo di ordine e sicurezza che viene convocato diciamo con cadenza e frequenza più o meno bimestrale o trimestrale. Si è affrontato anche il tema del silos Schiavone. Io la coinvolgo perché anche lei da tempo era entrato in merito a questa situazione dello sgombero del silos, però ci sono tanti punti di domanda ancora da chiarire che diciamo solo chi vivrà vedrà, ma che insomma potremmo in qualche modo anche già anticipare o prevedere, perché alcune cose sono viste anche in passato. Una su tutte, Schiavone, poi la lascio ovviamente al suo ragionamento: le volte in cui il silos è stato chiuso e interdetto è stato puntualmente riaperto. È stato riaperto perché mancavano i posti, mancava una politica adeguata di un piano di reinvestimenti da Trieste verso il territorio. Ora, noi stiamo tornando un po' alla casella zero e speriamo di ripartire. Le soluzioni che sono state proposte in questi giorni sono soluzioni che potrebbero funzionare, ma dobbiamo vederlo nel concreto, che però purtroppo non coprono le incredibili inadempienze istituzionali che sono verificate in questi 2 anni, dove migliaia di persone sono state lasciate, appunto abbandonate a se stesse. Per cui se dovesse funzionare la soluzione semplice, cioè di rimettere le persone nello stesso posto in cui stavano, cioè all'ostello di Prosecco, ampliandone modestamente la capienza e attuando un programma di alta rotazione, si sarà un po' scoperto l'acqua calda sostanzialmente, cioè ciò che si poteva già fare e che colpevolmente non è stato fatto. Questa è un po' la sintesi di una situazione che, ripeto, dovremmo capire. I lavori non sono partiti all'ostello, quindi una delle cose che si sono scoperte in questi giorni è che si rimettono le persone
nonostante la struttura abbia ancora delle carenze. Probabilmente ci vorranno mesi per risolvere alcune disfunzioni, ma per carità posso dire che comunque è già qualcosa, però all'interno, ripeto, di un piano che lascia l'amaro in bocca per la sua pochezza e per la difficoltà di visione delle cose. Quello che voglio comunicare a chi ci ascolta è proprio questo, cioè colpisce a Trieste questa incapacità di gestire ciò che è semplice, di gestire una situazione che non si modificherà. Di Trieste è terminale della rotta balcanica, indipendentemente lo è e lo rimarrà, e quindi dobbiamo avere un piano per l'accoglienza dei richiedenti asilo, e speriamo che comunque per la prima accoglienza, perché poi l'accoglienza diffusa, come sappiamo, funziona perfettamente, anzi è il fiore all'occhiello della città, ma la prima accoglienza invece è una vera catastrofe. Vediamo se funzionerà. Una cosa certa che sappiamo già non funzionare, perché non c'è nessuna intenzione di aprire un dibattito a Trieste su questo, e qua di nuovo scontiamo una grandissima chiusura mentale, devo dire una grandissima ottusità, e che non si aprirà alcuna struttura per coloro che sono in transito. Coloro che sono in transito sono il 70% delle persone che arrivano a Trieste, quindi parliamo di migliaia, oltre 10.000 persone ogni anno, hanno un bisogno assistenziale modesto e breve soprattutto, per le quali qualunque città civile, no, che in qualsiasi città civile ci sarebbe stata un intervento, un dibattito, e invece a Trieste si rifiuta di affrontare questo tema. È stato individuato pure un posto assolutamente fattibile, come sappiamo, che l'ex mercato coperto di Via Gioia, ma io non ne faccio una questione di posto, può anche essere un altro, ma questo tema è accantonato. Quindi al momento vedremo se la questione richiedenti asilo verrà risolta, ovvero la legge verrà rispettata dopo essere stata disattesa da 2 anni. E già sappiamo che invece l'altra parte al momento ci si rifiuta pure di affrontarla. Insomma, il quadro, pur vedendo questo piccolo miglioramento tutto da capire, il quadro rimane un quadro di straordinario grigiore, devo dire. Quello dell'ipotesi di via Flavio Gioia è il cosiddetto centro di bassa soglia, è corretto il termine, cioè di quei transiti di poco periodo, proprio perché le persone non intendono fermarsi a Trieste. Per bassa soglia si intende, un po' in una terminologia tecnica, qualunque tipo di intervento umanitario rivolto a qualunque persona in condizioni di difficoltà, senza discriminazioni e senza classificazioni, cioè quale sia il motivo per cui la persona è in strada, non è importante per la bassa soglia, quindi che sia in transito, che no, se poi non lo è, se poi è un richiedente asilo verrà indirizzato a un altro servizio, se poi è un senza fissa dimora verrà indirizzato, se è una persona, per così dire, che ha avuto una crisi, no? Ci capita di tutto, persone, verrà indirizzato, ma intanto la bassa soglia vuol dire questo, cioè primo intervento umanitario per chiunque. Certamente a Trieste è ovvio che questa si dovrebbe rivolgere prevalentemente appunto a questa categoria, transitanti, ma che non mi piace neppure definire tali, perché non è, ciò che è importante è avere un sistema di protezione per le persone. Senta, ma il fatto che a Trieste si è quasi sempre mi scusi l'inglesismo, overbooking, cioè sono più le persone che sono presenti sul territorio rispetto ai posti dell'accoglienza, e quindi diversi scelgono di andare al Silos in Portovecchio o indifferente dove, non in un posto, come dire, strutturato, è dato dal fatto che i numeri sono comunque sempre troppo alti rispetto alla capienza attuale, giusto? I numeri delle domande di asilo sono bassissime, come ho spiegato molte volte, parliamo di pochi numeri al giorno, poche persone al giorno, sì. Una forbice fra 5 e 10 persone al giorno è impossibile dire che non possiamo risolvere. Quindi questo tema, cioè dell'accoglienza dei richiedenti asilo, è stata una disfunzione inaccettabile, quella che abbiamo definito una emergenza artificialmente costruita, i dati lo comprovano. Gli altri sono un numero ben superiore, abbiamo una trentina, una quarantina di persone al giorno, ma come si vede che non sono richiedenti asilo, però. Che non sono richiedenti asilo, che sono in transito, quindi è vero, l'esigenza è maggiore, ma è anche vero che chi c'è oggi non c'è domani. Quindi in realtà con un sistema, come abbiamo sempre messo in luce, di un centinaio di posti, quindi numeri
anche qui assolutamente ragionevoli, nulla di realmente emergenziale. Anche la questione della bassa soglia potrebbe essere facilmente affrontata. Ripeto, parliamo di interventi che nulla hanno a che fare con eventi straordinari, ma con eventi ordinari che non si vogliono però affrontare per evidenti interessi politici. Si vuole spingere le persone ad andarsene, si vuole alzare la tensione sociale, si vuole dimostrare che c'è un'invasione che non c'è. No, chiaramente la politica attuale vive, diciamo, della macchina della paura, come è stata definita da tutti gli studiosi, e Trieste, devo dire, è un esempio perfetto, diciamo, di questa macchina della paura e di costruzione di emergenze artificiali. Ci sono ancora due termini che le volevo menzionare, perché so che insomma lei mi può dare una sua versione. Il primo è trasferimenti, perché anche quando si è parlato di chiusura del silos, allora la prima domanda è: sì, va bene, io lo chiudo e faccio uscire le persone, poi quelle dove le metto? E quindi è stato annunciato che verranno trasferiti in altre città, in altre regioni o in altri luoghi delle regioni, è differente. Quindi banalmente mi viene da domandare: non si poteva fare prima? Ma esattamente, i trasferimenti vengono fatti continuamente. Ecco, questo è importante. Da Trieste. Il problema è che non sono sufficienti perché non c'è un piano che è adeguato al numero degli ingressi, sia pure ingressi così bassi. Quindi noi abbiamo avuto nel corso del 2023, sono passate a volte intere settimane, una volta addirittura un intero mese senza nessun trasferimento, quindi nessuna ricollocazione in altre città italiane. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che le persone che sono arrivate in quel mese, tutte le persone che sono arrivate non hanno trovato un posto e si sono accumulate appunto in strada. Cioè, quando c'è una simile mala gestione, anche piccoli fenomeni diventano grandi fenomeni. Però attenzione, è come lasciare il rubinetto aperto a casa, poi non si può lamentare che la casa, il condominio è allagato, anche se non è venuta però, non è arrivato il diluvio universale, semplicemente si è operato male. Quindi adesso vediamo se si ha voglia e dopo che Trieste è ormai diventata famosa in tutta Europa per questa, come città della cattiva amministrazione, come città, diciamo, che abbandona le persone più fragili sulla strada, come insomma una città abbastanza violenta, e io mi auguro che dopo questa incredibile pagina, che dovremo però, ripeto, ancora commentare, ricordare, perché le responsabilità sono precise, qualcuno abbia veramente detto: beh, forse questa strategia è meglio abbandonarla. Se questo avverrà, lo dico subito, lo vedremo in concreto, ma soprattutto se avverrà, ciò è merito di tutti coloro che hanno parlato, di coloro che hanno denunciato questa situazione, di coloro che hanno detto che non si ritrovavano, non si riconoscevano in una città in cui le istituzioni si comportano in questo modo. Quindi ai cittadini e alle associazioni che non sono state silenti va dato il merito di un cambiamento che, ripeto, sarà tutto da sperimentare. Se no, non sarebbe cambiato assolutamente nulla. La strategia dell'indifferenza e della violenza sarebbe continuata senza limiti, sostanzialmente. L'altro termine che le volevo menzionare, poi penso che saremo più o meno in chiusura di questa intervista, è i respingimenti, perché oggi questo termine è ritornato proprio nel vertice di Gorizia. Allora, il propaganda, mi sentirei di dire, non perché i dati non ci sono, ma perché i respingimenti dei richiedenti asilo non si possono fare. Tra l'altro non ci risulta, devo dire, questo è un dato che confermo. Abbiamo fatto le verifiche, abbiamo fatto anche verifiche dirette sia a livello centrale e sia visite ispettive presso i valichi di frontiera. Non risultano respingimenti di richiedenti asilo, e quindi questi respingimenti, che tra l'altro si risolvono in ben poca cosa, perché la persona ha diritto di rientrare in qualunque momento, quindi, tanto per essere molto chiari, il respinto fa il giro dell'angolo e trova un altro punto per rientrare. Ma soprattutto quello che voglio dire è che non ha nulla a che fare con i richiedenti asilo, cioè di fatto viene presentato come un filtro all'arrivo dei rifugiati, ma non può essere un filtro all'arrivo dei rifugiati. Cioè, se ci fossero respingimenti dei richiedenti asilo sarebbe illegale, come sono state illegali le riammissioni dei richiedenti asilo. Però nella abile comunicazione politica, che non sa cosa dire,
si lascia intendere, senza, ripeto, dirlo, questa ambiguità per cui respingimenti vuol dire abbiamo limitato l'accesso dei rifugiati, cioè esattamente quello che non possiamo fare e che di fatto non avviene, perché come diremo anche fra qualche giorno quando verrà presentato il report, un accurato report complessivo sulla situazione, lo anticipo già adesso, il 26 di questo mese, daremo insomma tutti i dati che evidenziano come non c'è stato affatto un calo di arrivi a Trieste, ma semmai c'è una maggiore propensione a lasciare l'Italia per andare in altri paesi. Questo è il dato che emerge maggiormente. Però torniamo al punto, non ci possono essere per legge respingimenti di richiedenti asilo. E allora che senso ha vantarsi dei respingimenti, sì, di persone che non avranno avuto i documenti, non avranno avuto il visto, hanno dimenticato il documento a casa, perché poi i dati ci dicono spesso sono provenienti da paesi di quest'area, mentre che prima passavano magari in qualunque momento. Io non voglio sottovalutare gli effetti, dico soltanto che l'abbinamento fra respingimenti e diciamo effetto deterrente sul diritto d'asilo non c'è nei fatti, e se ci fosse sarebbe illegale. Ok, sì, quindi, certo. Quindi come si vede, siamo veramente a una propaganda pure veramente di bassa qualità, insomma, sostanzialmente. Schiavone, grazie, la ringrazio, buona serata e buon lavoro. Buona serata a tutti, grazie. Grazie, ancora una volta ringrazio Gianfranco Schiavone, presidente di ICS, che si è collegato con noi per trattare uno degli argomenti che erano anche in apertura del nostro telegiornale, quello relativo ai confini, all'ingresso dei migranti, dei richiedenti asilo e poi la gestione in città degli stessi, soprattutto in tema di accoglienza. È tutto per questo approfondimento serale, grazie per averci seguiti e una buona serata.